Io, per le mie fantasie di vecchio, mi sono inventato adesso una vecchiaia catalana. E in Catalogna io pensavo che i catalani volessero la separazione e l'indipendenza da Madrid in quanto catalani. Allora Franco, durante i suoi 40 anni, per sterilizzare i catalani che gli rompevano le scatole già da allora, ai quali proibiva di parlare catalano, per cui adesso un catalano, se tu vai là, vuole che tu parli italiano, dialetto, de Treviso, tedesco, ma non castigliano. Io che sono figlio di madre castigliana, sarei portato a parlare castigliano. No, proibito. Ecco. Allora, pensavo che fossero catalani, invece no. Perché Franco ha mandato gli andalusi, ha detto così si arrangiano. Gli andalusi sono più oltranzisti dei catalani. E questo ha una duplice chiave di lettura. Sono come tanti immigrati della prima generazione a Torino, che poi adesso i nuovi immigrati, per carità, mi sono torinese di Sicilia, ma sono torinese, e rispetto al tunisino sono nordico. La stessa cosa, gli andalusi catapultati in Catalogna sono diventati catalani. Allora, anche questo è un discorso difficilissimo, non c'è un bilancino e non si può sbagliare. Questi sondaggi sono interessanti, ma è interessante anche confrontarsi con il futuro. Stamattina abbiamo parlato della ricchezza di queste terre. Vi immaginate che fra 40 anni saranno i marocchini e i cinesi che faranno le vigne qui? Non certo noi. Che cosa gli passiamo noi a sta gente? Avrà questa sensibilità? Gli smottamenti. Ma pensate che uno che viene dallo smottamento dell'Africa, perché non è che scappano via dalle guerre, non raccontiamoci balle, quelli che scappano dall'Africa è perché noi abbiamo fomentato le guerre lì, noi abbiamo mandato le multinazionali a fare razzia di chilometri, milioni di ettari di terra, perché devono fare la benzina verde in Africa. E questi poveracci prendono la barca e vengono qua da noi. Ecco, tutto sbagliato. Sbagliato anche piangere su questi, perché sai che fra 5 minuti devi piangere di nuovo, quindi bisogna fornirsi di tante cipolle per poter piangere significativamente. Non piangete mai queste cose, abbiate il coraggio di dire che questa è una commedia che rende a qualcuno, alle mafie del trasporto e soprattutto a sti schiavi a basso costo che vengono da noi. Allora, siccome io invece non ho pregiudizio, voglio essere in turno. Io quando vedo che centinaia di ragazzi a Padova, attorno alla stazione, che non fanno un cacchio dalla mattina alla sera, io dico questo è sbagliato. È sbagliato dare anche i sussidi ai cosiddetti profughi politici. Per fare cosa? Allora, non fare niente. No, bisogna inventarsi un modo di coinvolgimento, deve essere fattivo, attivo. I turchi in Germania sono stati tedeschizzati e sono felici di essere tedeschi, anche se i tedeschi ancora non gli danno il diritto di eleggere il sindaco, ed è un problema tedesco questo, non turco. Perché a Berlino ci sono milioni di tedeschi che non possono eleggere il sindaco. Tutta l'economia di Berlino, la ristorazione, l'ortofrutta, i lavori pesanti le fanno i turchi. Ma i turchi fanno anche i bambini, perché a Berlino non c'è un tedesco che faccia bambini. Il sindaco è gay, ha detto noi siamo una città giovane gay, e non date il voto a chi fa i figli per conto tuo. Cioè, una mancanza di sensibilità mi pare. Insomma, il giorno che i turchi si conquistano il diritto di votare, probabilmente lo cavano a quelli che non partecipano alla crescita di questa società. Allora noi in tante città nostre la maggioranza, parlo nelle scuole elementari e medie, la maggioranza non è italiana. Non è un male, ma che cosa facciamo noi perché questa cultura nostra passi a chi erediterà la terra? Io penso, un pensiero da vecchio, che non ha fatto figli, quindi c'è questo senso di mancanza originaria, che dovremmo fare qualche cosa per farli diventare i nostri eredi, passare il testimone, ma invece non li facciamo. Nelle nostre città crescono le Chinatown, a Lisbona, attorno a Lisbona c'è una città africana, ma non una città africana dove la maggioranza sono africani, dove è costruita con criteri africani, cioè a fogna a cielo aperto, le case una sull'altra, e però quando abbiamo fatto un'operazione culturale lì con questa comunità, io ero incantato, che bello, tutti che cantano, ballano, mangiano per la strada. No, dice oggi, qui non entra neanche la polizia, perché gli sparano, questa è una scampia istituzionale, ma questa è l'integrazione. Stiamo sbagliando un po' tutti. Questa sensazione di fare i politically corrette, corriamo il rischio di diventare politicamente dementi, nel senso che non li facciamo crescere nostri simili. Se tu non hai il coraggio di dire a un uomo di colore che sbaglia. Io ho preso a calci sul sedere uno studente marocchino che fumava davanti al cartello dell'università e dice io non so leggere.
non sai leggere quel cartello, ti do un calcio sul culo e vediamo se lo impari a leggere. E il mio preside dice, sei scorretto, Colin, cosa devo fare? Uno che fa anche il furbo dice, ah, io non so leggere il divieto, allora impari, io ti obbligo a studiare la lingua dove tu vai. Gli italiani che hanno fatto fortuna in America sono quelli che mandavano i figli a studiare l'inglese, quelli che continuavano a parlare mafioso, pensavano che era la mafia che gli avrebbe dato il posto di lavoro. E là è stato l'errore, per cui l'immagine dell'italiano per tanti anni era quello del mafioso e non quello del ragazzo che di notte andava a studiare nelle scuole. Noi dobbiamo fare la stessa cosa perché noi abbiamo già perso la scommessa col futuro. E ad Arzignano c'è una grossa comunità di Sikh. I Sikh è quel gruppo di indiani che portano il turbante. Sono tutti in motoretta, sono operai. Grande problema. Non ci sta il casco sopra il turbante. Il sindaco in crisi chiama il governo, era Giuliano Amato. Che devo fare? Per carità, non mi farai la guerra di religione con i Sikh, lasciali andare col turbante. No, questo è stato un errore culturale. Tu dici, vuoi per questioni religiose? Bene, se caschi e ti rompi la testa te la paghi tu. Io, servizio sanitario, te la paga se ti metti il casco. Fatti un casco più grande che ci stia sotto il turbante. Ma non è che tu inventi, perché domani avrò l'islamico con 4 mogli che voglia 4 pensioni di reversibilità. È la mia legge. Oppure il diritto di fare l'infibulazione alle proprie figlie. Lo consentiremo questo. Se siamo razzisti diremo sì, perché la religione non si discute. Questo non è essere capaci di inglobare. Se siamo capaci di inglobare dobbiamo avere il coraggio anche di queste discontinuità forti. E sono tanti gli esempi. Io chiudo dicendo che sono in Catalogna perché mi occupo di Raimondo Lullo, che parla della lingua catalana, che è un personaggio vissuto nel 1200, ha inventato tante cose, per cui anche la prima idea di computer. Ma oltre a questo è stato il primo che ha scritto un libro, mettendo a confronto, siamo nel secolo delle ultime crociate, dove cristiani e islamici si tagliavano la testa uno con l'altro, e ha scritto un libro, 3 saggi rappresentanti dei 3 monoteismi di fronte a un filosofo pagano. Il filosofo deve decidere qual è la religione migliore. Dice, non so, sono tutte e 3 figlie di Abramo. Questo nel 1270. Ecco, io credo che i catalani, che non si sono accorti di avere questo tesoro tra le mani, e una recente riunione con alcuni docenti di scuola media e universitaria che dicevano sì, perché noi Lullo... Dico, ma voi che cosa raccontate di Lullo ai ragazzi? Ah, ne dice niente. Allora mi hanno portato in borsa il manuale di Umberto Eco, corso di storia della filosofia per i nostri licei, c'è un capitolo su Lullo. Sono rimasti tutti, ma come? In Italia raccontate i liceali di Lullo e noi che dovremmo farne la nostra bandiera? E allora ho detto, domanda ad Eco, per questo devo scappare perché Eco è qui a Pordenone, per dirgli che ci dia permesso di tradurre questo libro in Catalogna, per farlo diventare. È il primo che fa un discorso di mediterraneo europeo, per far dialogare arabi, cristiani ed ebrei, gira a spese sue, ha fatto diversi naufragi per farli incontrare. Certo, il suo sogno era convertirli tutti. E ha scritto anche dei libri, anche duri, contra Iudeos et Saracinos. Alla fine della sua vita, ottantenne, dice, a forza di studiare i testi arabi, imparare la lingua araba e scrivere in arabo, mi chiamano il Christianus Arabicus. E questo è bellissimo, questa è la compenetrazione, che tu possa essere scambiato per un arabo. Ma noi siamo pronti a fare questo? O ogni volta che vediamo un arabo pensiamo che si vuole rapinare o violentare o imporre un modello culturale. Quando delle mie studentesse sono venute per dirmi di firmare un documento che in Francia correva tra le università per cacciare via le ragazze col chador, era estate, erano quasi nude, si vedeva tutto quello che si può vedere di una donna. E io le ho osservate dall'alto in basso, dal basso in alto, e ho detto, io ho diverse studentesse suore, vengono col chador, non mi sono mai sognato di dire si tolga il chador. Ma invece mi dà fastidio che voi veniate smotandate a fare l'esame. Allora farò una petizione perché non entrino quelle conciate come voi, non la musulmana educata, no? Col burka, perché devo riconoscerla. Capite dove stanno le soglie? Le soglie sono delicate, ma bisogna avere il coraggio di non essere ipocriti. Quando un altro prelato mi ha detto, e io dicevo facciamo la reciprocità, quando diamo il permesso di fare una moschea qui, chiediamo alla comunità corrispondente di fare una chiesa cristiana là.
Ah no, non sono mica liberali loro, e non puoi mica chiederlo perché loro non capiscono. Monsignore, se lei pensa questo, lei è un razzista, perché pensa che questi sono ancora scimmie. Allora, siccome l'opinione sugli africani non è che è una cosa recente, e chiudo su questo, Hume, che è stato uno dei più grandi filosofi, ha scritto una perizia per il governo britannico quando trafficava con gli schiavi, gli aveva detto: ma cosa sono, esseri umani? E lui ha detto: sono talmente bravi con le mani che potremmo scambiarli per esseri umani, ma è come con le cocorite che opportunamente addestrate parlano ma non sono esseri umani. David Hume, filosofo illuminista, uno dei più belli, affascinanti filosofi del Settecento inglese. È arrivato a scrivere queste cose, Kant lo stesso, Hegel lo stesso, ma la Svizzera, il diritto di voto alle donne, 1978. 71, ma qualche cantone più emancipato aveva fatto il diritto del voto alle donne anche prima. Quindi a Ginevra c'è una sindaca donna, sindaca della capitale della Confederazione, che non può votare per il Parlamento confederale perché fino al 71 le donne non erano ammesse. Ecco, allora pensate quanta strada dobbiamo ancora fare per l'emancipazione fra di noi e con questa società che si dilata. Io non so il modello di questa società, dobbiamo inventarselo. Abbiamo sentito tante proposte, io credo che questo laboratorio, ringrazio Simonetta per l'iniziativa, debba andare avanti e ci aiuterà a capire tante cose che forse non ci sono ancora chiare. Grazie.